Ancora una prova di forza della città di Mistretta che passa anche allo Scirea di Santa Lucia del Mela, batte la Promende con un gol al 90° del solito Salerno e si conferma al secondo posto in classifica nel girone B di promozione. Con le immagini di Davide D'Amico vediamo la sintesi che si apre con i biancoazzurri che sfiorano subito il vantaggio in apertura con Dominguez, ma poi subiscono il ritorno dei lucesi che prima fanno le prove del gol per 2 volte, trovando in una di queste anche un super D'Amico a negare a Sowe la gioia del vantaggio, e poi al 13° di gioco fanno centro proprio con Sowe che da fuori aria toglie la sicura al mancino, portando avanti nel punteggio i giallorossi. Locali che subito dopo sciupano anche la rete del raddoppio con Touré che da 2 passi spara alto sulla traversa. Il Mistretta non ci sta e dopo la punizione di Salerno che costringe Capilli agli straordinari, i biancoazzurri ribaltano in 2 minuti la sfida trovando prima la rete del pareggio con Ducure che al 26° di testa mette alle spalle del portiere la punizione di Moisello, e poi si portano in vantaggio al minuto 28 con Gagliano che riprende la respinta di Capilli e da pochi passi firma il sorpasso per i suoi. La Promende avrebbe subito 2 buone chance per acciuffare il pareggio, ma i giallorossi le sprecano malamente non centrando la porta mastratina da posizioni vantaggiose. Dall'altra parte invece il Mistretta a sciupare il tris con Gagliano che solo davanti al portiere si fa respingere il tiro a colpo sicuro. Decisiva risulta qualche minuto dopo anche la parata di D'Amico sulla zuccata ravvicinata di Touré. Pareggio che la Promende trova comunque al tramonto del primo tempo quando il signor Alessandra concede calcio di rigore ai giallorossi e dagli 11 metri Ballarò non sbaglia mandando le 2 squadre all'intervallo sul punteggio di 2-2. Nella ripresa locale ancora in avanti, ma prima Belbruno è decisivo nell'anticipare l'envo in angolo, mentre il colpo di testa di Dama subito dopo finisce alto sulla traversa. Capovolgimento di fronte ed è Salerno da pochi passi invece a sciupare il gol del vantaggio per i biancoazzurri. Poi però i giallorossi tornano a spingere reclamando anche un possibile calcio di rigore su Touré, sul quale il fischietto di Enna dice di no, quindi Touré di testa manda di poco alla destra di D'Amico e qualche minuto dopo i lucesi troverebbero il gol del vantaggio su calcio piazzato di Ballarò, ma il direttore di gara su indicazione del secondo collaboratore annulla tra le vibranti proteste dei giallorossi. Padroni di casa che insistono e colpiscono la traversa con Ballarò da corner e poco dopo chiedono anche un altro possibile penalty sempre su Touré, ma anche in questo caso il signor Alessandra lascia giocare. Con la Promende ridotta in 10 uomini per l'espulsione di Dama, il Mistretta assesta il colpo letale al 90° quando Salerno raccoglie l'invito di Giordano e col sinistro fulmina Capilli, facendo così Promende 2, Mistretta 3, e per Salerno si tratta della 6ª rete in 5 gare di campionato. Nel finale l'assalto disperato dei locali non produce il pareggio sperato e così il Mistretta sale in classifica a quota 13 punti a -2 dalla Messana capolista, mentre la Promende rimane ferma a 7 punti.